Oggi siamo qui per lanciare un pallone stratosferico per fare delle analisi di tipo meteorologico e lanceremo quella scatola bianca che vedete lì. Sembra molto rudimentale, tutti i palloni stratosferici sono fatti di polistirolo e quelli amatoriali come il nostro sono tutti fatti con quelle scatole lì. All'interno della scatola ci sono due moduli che sono indipendenti tra di loro, che sono il modulo di navigazione, che è un'elettronica costruita da noi, programmata un po' sempre da noi dell'ATS e un po' da Meteo in Veneto, e praticamente servirà per far esplodere il pallone alla quota che abbiamo previsto di arrivare, che nel nostro caso è di 3300 metri. Era previsto un volo fino a 4 km, ma per questo vento, per evitare di andare in Romea, perché qui il vento tira verso in là, sopra tira verso in là, abbiamo dovuto abbassare la quota. Gli obiettivi sono quelli di lanciare ovviamente la sonda, arrivare ad una quota di 3200 metri e se possibile recuperarlo ovviamente. Modulo scientifico, quindi appunto è fatta da un modulo di temperatura, all'interno c'è un barometro, quindi legge la pressione, un igrometro, quindi legge l'umidità, e poi c'è un GPS molto preciso che ovviamente ci aiuterà a recuperare la sonda. Allora, non sarò un tecnico come Tommaso, perché quando ho sentito parlare mi ha subito affascinato. Mi è venuto a trovarmi un giorno in comune con Domenico, perché si conoscevano già, e ho conosciuto questo ragazzo entusiasta di quello che stava facendo e delle idee che aveva. L'abbiamo subito supportato sotto il punto di vista anche morale, perché secondo me quello che lui ha intenzione di fare, l'idea che ha, serve anche a questo territorio, serve a tutti noi, perché loro stanno lanciando una sonda per cercare di capire com'è la visione un po' più dettagliata di quello che è il meteo oggi rispetto a quello che sono i dati ufficiali che tutti i giorni ci provengono attraverso i telefoni, TV, media e quant'altro. Anche Zaia ne ha parlato, è un'eccellenza del nostro territorio, questo ragazzo giovanissimo, ricordiamo, perché è presente anche la regione. Bene, allora diciamo che l'hai detto tu, nel senso che Tommaso è stato protagonista della rubrica Veneto Creators proprio di Luca Zaia della regione Veneto. Evidentemente anche il nostro presidente, come spesso fa, è anche un talent scout, quindi ha trovato in Tommaso quel quid, quell'X factor che possiamo vantarci di avere. È vero, ma è deltina di adozione. Questa mattina abbiamo un connubio perfetto tra comunità sociale, scienza, lavoro, imprenditoria. È concentrato tutto qui in questo grande spazio verde a Loreo, e direi che anche oggi il Polesine ci insegna qualcosa.